Siamo giunti alla settima corsa, un doppio chilometro, cavalli di 4 anni in 8 dietro l'autostart, uno speed change, 2 Five Star BFC, 3 Frastuono Grim, 4 Freya Baba, 5 Formentera Griff, 6 Frullino, seconda linea 7 Fiona Drey, 8 Fantastico Riff. Favori per speed change numero 1 Alessandro Gocciadoro, macchina che comincia gradualmente ad accelerare. Speed change Freya Baba per i più attesi. Freya Baba velocissima dall'esterno, cerca di sorprendere Speed change che però rientra all'avversaria. E quindi Freya Baba costretto a prendere in mano e cercare posto in scia a Speed change, operazione che riesce dopo 200 metri esatti, 14,1 il lancio, velocissimo, con Speed change che ha conquistato la testa su Freya Baba. In terza posizione segue invece Frastuono Grim, che precede Firestar BFC, via via tutti gli altri in lunga fila indiana, condotti da Speed change, che si appresta a completare i primi 600 dopo 29 per i primi 400 metri, 45,3, quindi c'è stato un rallentamento sensibile nel terzo parziale di corsa sul doppio chilometro. Rimane in seconda posizione il Sauro, scusate, di Andrea Farolfi, con Frastuono Grim in terza, posizioni che non cambiano, mentre all'esterno ho cercato di progredire Formentera Griff, che si trascina Fantastico Riff. Tanto un primo chilometro in 1:17,1 con un 16 di parziali in curva, 29, 32,1, poi un 16 per il parziale che ha portato al completamento del chilometro. Ora si attacca l'ultimo chilometro con un 15,3 di frazione. Seconda posizione per Freya Baba, in terza Formentera Griff all'esterno, poi Frastuono Grim alla corda, 600 alla conclusione, 15,9 ora. E Formentera Griff ne approfitta per progredire e avvicinare Speed change, che a 400 dalla conclusione si mantiene in vantaggio. Numero 8, parziale ora in Fantastico Riff, 15,1. Viene via in terza ruota ora Frastuono Grim con decisione scatta in terza corsia. È stata la squalifica di Fantastico Riff e siamo al completamento della piegata con Speed change che torna ad accelerare. Speed change guadagna terreno numero su Freya 5, Baba, Formentera Griff, mentre squalificato. all'esterno finisce forte Frastuono Grim, vince come vuole Speed change, secondo posto sul palo ancora per Freya Baba, che rientra a Frastuono Grim. 13,7 a chiudere, 28,9 gli ultimi 400, 1,16 il ragguaglio conclusivo sul doppio chilometro. E bel primo piano per Speed change, che conquista così la prima in Italia dopo l'esordio sfortunato. Viene oggi a vincere nettamente in percorso di testa Alessandro Gocciadoro al raddoppio in giornata, ovviamente in salchi e al training con Speed change.